Walter Baseggio, lei è un cattivo pagatore. Sì, certamente che sono un cattivo pagatore. Con 800.000 euro in azioni Veneto Banca. Sì, signore. Da socio importante a cattivo pagatore. È la parabola di Walter Baseggio, oggi uno dei volti dell'associazione Don Torta, che da qualche giorno ha scoperto di essere stato segnalato alla centrale rischi del sistema bancario italiano. Sono andato in una banca del territorio perché avevo bisogno di 10.000 euro, di un fido, insomma. Vado là, parlo col direttore e mi fa: signor Baseggio, purtroppo la Itaguardi non possiamo erogare il suo fido perché lei è stato segnalato alla banca rischi. Una vicenda che capiterà a molti altri soci clienti di Veneto Banca, beffati non solo per i soldi spariti, ora anche per la mancata garanzia conseguente alla svalutazione delle azioni della Banca di Montebelluna. Io avevo bisogno di questa somma per vivere. Io adesso con il bancomat non posso andare neanche in una piccola botteghetta per prendermi un pacco di biscotti perché io sono un cattivo pagatore. Impensabile per Baseggio, che fino a qualche anno fa aveva oltre 39.000 euro di fido garantito dal quasi 1.000.000 di euro di azioni Veneto Banca. Un caso che rischia di non essere isolato e che potrebbe essere esteso per mutui su imprese e abitazioni. E loro hanno rubato 30 miliardi dalle tasche dei veneti. Io ho chiesto un fido, mi hanno segnalato alla centrale rischi, cioè io non posso muovere mi hanno rovinato.